Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Prima di tutto vi ricordo di passare dal link qua sotto in descrizione per comprare maglie come questa del Bayern Monaco di Lewandowski. Veramente tanta roba, il sito è KK ripeto, lo trovate qua sotto in descrizione. Maglie perfette, prezzi ottimi, non avete motivi per non comprarle, link sotto in descrizione. Che dire di questa partita? È il terzo video che sto registrando, il terzo, perché il primo era ai minuti finali e non c'era l'audio. Il secondo l'ho registrato ma stava finendo la partita, non mi sembrava il caso, ho aspettato a questo punto che finisse. Ripeto il pensiero che ho avuto fin dal primo minuto di questa partita, ovvero spero che il Cagliari le giochi sempre tutte così, perché il Cagliari di oggi, c'è stato qualche errore per carità, ma il Cagliari di oggi è fomentante a livelli bestiali. Io vorrei sempre un Cagliari che giochi così, sempre. Oggi non ho da dare l'insufficienza o un voto brutto a nessuno, pure D'Albert anche ha fatto una partita della Madonna. Bellanova, che dobbiamo dire Bellanova? Baselli che si è mangiato quel gol là davanti alla porta, ma che gli vogliamo dire a Baselli? Ha fatto dei dribbling bestiali. Come è entrato in campo Marin, ragazzi. Ma cioè, è proprio da così a così rispetto al Marin delle ultime partite. Questo Cagliari a me veramente mi inorgoglisce, è questo che il Cagliari dovrebbe dimostrare ogni volta quando scende in campo, ovvero che si possono giocare le partite così e si possono anche perdere. Il risultato è un qualcosa a parte, l'importante è la prestazione. E oggi la prestazione c'è stata perché, a mio modo di vedere, il Napoli l'ha pareggiata grazie al caso, per non dire grazie al culo, perché il Napoli non si è mai reso concretamente pericoloso rispetto al Cagliari. Poi possiamo parlare del fatto che il Napoli avesse delle assenze, sono d'accordo, ma i giocatori che aveva a disposizione in panchina non è che fossero così di secondo piano, perché aveva Fabian Ruiz, aveva Unas, aveva Malqui. Comunque non stiamo parlando di scarsoni, e il Cagliari ha saputo combattere a testa alta contro questi giocatori che hanno tenuto testa anche al Barcellona, alcuni. Veramente tanta roba. Poi ragazzi, Pereiro, stiamo diventando tutti Pereiro sessuali, si può dire? Si può dire che stiamo diventando tutti Pereiro sessuali? È veramente un giocatore fenomenale, ha quel sinistro che patrimonio dell'UNESCO, veramente patrimonio dell'UNESCO. Io, avessimo vinto o pareggiato o perso, credo che avrei avuto la stessa reazione che sto avendo adesso, ovvero quella di estrema felicità, ma soprattutto estremo orgoglio. Erano, non so quanto tempo è passato dall'ultima volta in cui ho visto una partita del Cagliari e mi sono sentito orgoglioso, mi sono sentito pienamente rappresentato dalla mia squadra. Mi sono contento di essermi ricreduto su Altare, sono contento di essermi ricreduto su Grassi, sono contento che De Iola facendo queste partite mi faccia ricredere, sono contento di tutti. Io non so, sarà l'euforia del momento, ma non ho da dire nulla di brutto su nessun giocatore. Sono fiero della mia squadra, sono fiero della prestazione che hanno fatto, e se continuiamo a giocare così la salvezza la possiamo tranquillamente ottenere, ma bisogna continuare a giocare così. Bisogna assolutamente continuare a giocare così, perché se non riusciremo comunque a ottenere la salvezza potremo retrocedere con divertimento, perché alla fine penso che anche per gli spettatori neutri oggi la partita sia stata veramente molto divertente. Detto questo, io ragazzi non ho altro da dire, vi ricordo il link qua sotto di KK Call in descrizione, e detto questo ragazzi, sì, sono tornato e sì, ci rivediamo in un prossimo video. Bella!